Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto I cieli narrano la gloria di Dio, al numero 1. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, vogliamo riconoscere i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo, Abbà, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio, coeredi di Cristo,
se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Il nostro Dio è un Dio che salva. Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a Lui quelli che lo odiano. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva, al Signore Dio appartengono le porte della morte. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, in pochi versetti appunto dalla lettera ai Romani, San Paolo ci rivela un po' il centro, forse la direzione del cammino del cristiano, che non è tanto, o comunque non solo, quella di non peccare, ma è quella anzitutto di riscoprirci figli, dove questa espressione, essere figli, per Paolo ha un peso davvero concreto, non tanto in senso affettivo, emotivo, ma proprio una connotazione reale. Se siamo figli, e poiché abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, lo siamo realmente, allora abbiamo una dignità precisa. Siamo immagine di Dio, siamo partecipi della sua vita, siamo eredi di Dio, suoi figli, eredi della sua vita, di questo Dio che possiamo chiamare Padre. Ed è un'eredità che non dipende da noi, ma che Dio stesso si prende in carico di donarci continuamente.
In questo si distingue il figlio dallo schiavo. Lo schiavo è colui che non ha diritti, che non ha un'eredità già pronta, che in qualche modo deve obbedire al padrone per ricevere del nutrimento, per continuare a lavorare, per poter continuare a stare nella casa del padrone, per avere un'abitazione. E invece la vita dei figli, la vita del cristiano è principalmente questo: riscoprire la nostra dignità, riscoprire che già siamo figli, non perché dobbiamo garantirci qualche cosa, dobbiamo allora comportarci in un certo modo, ma perché così possiamo già vivere oggi quell'eredità, quella vita, essere quell'immagine di Dio per cui siamo stati creati e per cui abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore. In questo senso, allora, dicevo, la vita del cristiano non è prima di tutto non peccare, cioè vivere in quella paura dello schiavo, per cui dobbiamo garantirci qualche cosa per avere un posto in paradiso. In realtà abbiamo già il paradiso che abita già dentro di noi. Certo, si compirà in futuro, ma la vita del cristiano è proprio scoprire questo paradiso, questa eredità, questo essere figli che già ci abita. E naturalmente questo significa scegliere per il Dio, per i fratelli e di conseguenza anche non peccare. Ma questa è una conseguenza del riconoscere la verità di quello che siamo. Allora forse quella malattia da cui Gesù viene a liberarci, come per la donna del Vangelo, è proprio la paura, quello scrupolo che a volte ci lega, per cui rischiamo a volte di vivere la nostra relazione con Dio non come dei figli verso un padre, ma come degli schiavi verso un padrone. Allora invochiamo lo Spirito di Dio che già abita in noi, perché ci aiuti a chiamare questo Dio Padre, ci faccia riconoscere la nostra dignità e perché ogni giorno ci faccia desiderare sempre un po' di più, di poter realizzare con la nostra vita questa vita dei figli, questa eredità che già ci è garantita. Ogni giorno possiamo desiderare un po' di più, di realizzare, di manifestare con la nostra vita quello che già siamo, immagine di Dio, immagine del Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo, perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della Tua lode. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Giuseppe, Angelina, Sergio e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Abbi pietà di noi, agnello di Dio che toglie. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Mistero della cena è il corpo di Gesù, al numero 58. Mistero
Preghiamo. Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dai Tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, Padre Onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio.
Vive, la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia. 5, 6 e 7 novembre, Fiera di Pordenone. Registrati gratis su Expo Rive. Oggi è stata dura. A chi lo dici? Dove è finita Anna? Le campionesse azzurre. Buonissima E leggera. Amiche del benessere per noi che facciamo sport. e poi la pasta è un vero e proprio Integratore di felicità. Oramai l'abbiamo imparato. E aiuta a dormire meglio la notte. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Cari amici di Triveneta TV, amici del nord-est, dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, il sole al mattino e un po' di nuvole invece in aumento nel pomeriggio. Così inizierà la settimana. Con nuvole in aumento, delle precipitazioni sul Trentino Alto Adige, nuvole che aumenteranno sul Friuli Venezia Giulia, al confine con, vedete, il Veneto, e poi delle nuvole raggiungeranno anche buona parte del Veneto e verso l'Emilia più occidentale e la Romagna. Guardate l'Emilia più orientale e la Romagna. Guardate le temperature, 15-17 gradi o 18, quindi non sono valori particolarmente elevati ma nemmeno particolarmente bassi. D'altra parte c'è sì aria fresca, ma c'è anche un bel sole, ci sarà un bel sole almeno nella prima parte della giornata. Temperature minime, freddine.